benvenuti a quest'altra puntata che riguarda l'analisi del territorio di San Galeno. Ebbene, ci siamo fermati all'identificazione degli stati. Come stati cercano di difendere dunque il loro territorio, però stavolta la difesa non è più dell'interno, perché ormai le cose si sono assestate. Diciamo che tra sardi ormai hanno capito che lo scontro era inutile, hanno determinato i loro confini e al limite, se non erano scontri per questioni di pascolo o per diciamo occupare spazi nuovi che momentaneamente erano liberi, non dovremmo esserci più scontri. Dunque abbiamo un sovrappiù di guerrieri che molto probabilmente pigliano le barche delle città costiere che commerciavano, che avevano dei commerci, e vanno a combattere in tutto il Mediterraneo. In questo modo queste genti si pongono al soldo di sovrani del Mediterraneo e diciamo fanno conoscere il valore delle genti sarde un po' dappertutto. Una cosa molto importante e interessante è come tra il 1400 e il 1300 abbiamo la presenza di materiali della civiltà egea in Sardegna. Questo è molto importante perché evidentemente ci dice che la Sardegna in questo momento si sta aprendo alle attività commerciali. Evidentemente c'era un po' di pace, c'era benessere e si acquisivano nuove culture, nuove espressioni artistiche e culturali e diciamo strumenti nuovi, tant'è che si sono trovate collane, ci sono non so, vasi, ci sono strumenti della cultura egea. Guardate bene, questo materiale della cultura egea li possiamo trovare sino alla più o meno 1300-1200, perché nel 1300 nella civiltà egea abbiamo l'esplosione di Thera, dell'isola del vulcano di Thera, che ha parzialmente distrutto la civiltà egea. E poi c'è nel 1200, intorno al 1200, l'invasione dei popoli del mare che ha definitivamente distrutto tutto quanto. Abbiamo quindi un periodo in cui i sardi non commerciano più con queste genti e saranno quei pochi sardi che sanno navigare a comunicare con le genti e con le civiltà più evolute o che loro conoscevano. Dobbiamo fermarci sino al 900 più o meno avanti Cristo, quando arriveranno le genti fenicie. Non dobbiamo dimenticare che i fenici sono l'evoluzione dei popoli del mare uniti con le genti dell'Asia Minore, del Libano, che poi hanno dato vita appunto alle genti fenicie. Ebbene, i fenici iniziano a creare delle colonie in Sardegna, ma guardate bene, non sono inizialmente delle colonie che si impongono, ma sono delle colonie che chiedono come ospiti di avere un pezzo di terra. Da questo pezzo di terra che loro viene dato molto gentilmente dai sardi, queste genti fenici iniziano a prendersi con arroganza, con l'andare del tempo, logicamente con arroganza, conosciuta la debolezza del militare dei sardi, prendersi con arroganza diciamo delle fasce costiere, e molte città delle genti sarde vengono diciamo anche conquistate, spazzate via, e si dà così vita a delle vere e proprie colonie di tipo fenici. Badate bene che quando i persiani e gli assiri conquisteranno il territorio della Fenicia o entreranno in guerra con i fenici, sarà Cartagine a ereditare le colonie e queste città fenicie, o almeno a dare le direttive politiche per questi insegnamenti. Tant'è che i fenici che scapperanno e si allontaneranno dalle città fenicie del Libano andranno prima a Cartagine e poi sarà Cartagine a determinare dove far insediare queste genti. Ecco quindi che stiamo arrivando al momento in cui la Sardegna viene occupata
è conquistata dalle colonie fenicie, ma questo lo vedremo successivamente.